Ciao, mi chiamo Paola Alcantara e frequento la terza pasticceria a Loyal di Aviano. Per il concorso Art and Food Young 2025 ho elaborato questo dolce che si chiama L'ultimo ricordo d'estate. Grazie e buona degustazione. Questa ricetta prevede 9 preparazioni. Cioccolato ossidato. Prendiamo del cioccolato bianco e mettiamolo sottovuoto. Lasciamolo ossidare all'interno di OQ per 2 ore e 30 minuti. Al termine otterremo un cioccolato caramellato, intenso e ricco di sapori. Namelaka. Scaldiamo il latte e la panna, versiamoli sul cioccolato ossidato, mescoliamo fino ad ottenere un'emulsione liscia. Se il cioccolato non si scioglie completamente, passiamolo brevemente al microonde. Aggiungiamo la colla di pesce precedentemente idratata. Mescoliamo. Aggiungiamo il succo di limone e infine lo yogurt greco. Emulsioniamo con un frullatore a immersione e versiamo negli stampi. Sbattiamo leggermente gli stampi per eliminare le bolle d'aria. Riponiamo in congelatore. Sorbetto al rosmarino. Uniamo yogurt, la panna, pro sorbet, la colla di pesce ammollata, la gelatina e l'amido di tapioca. Mescoliamo bene. Aggiungiamo il rosmarino. Mescoliamo. Spostiamo il composto in un pentolino. Portiamo la miscela a 90 gradi. Incorporiamo la gelatina ammollata. Mescoliamo fino a incorporarla completamente. Versiamo nel contenitore per Pacojet e poniamo in congelatore. Pasta frolla sabbiata. In una ciotola poniamo burro, farina di mandorle, zucchero a velo, farina e sale. Poi aggiungiamo le uova e mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo. Stendiamo l'impasto tra 2 fogli di pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per un'ora. Successivamente stendiamo a uno spessore di 3 mm. Lasciamo riposare in frigorifero per 30 minuti. Tagliamo dei dischi con un coppapasta di 5 cm e rimettiamo in frigorifero prima della cottura. Gel di caffè. Mescoliamo caffè, zucchero e acqua e portiamo a bollore. Filtriamo. Poi aggiungiamo l'amido di tapioca ed emulsioniamo fino a ottenere un gel morbido. Mettiamo da parte. Spugna. In una caraffa uniamo latte, olio, tuorli, albume, zucchero e farina. Mescoliamo bene per evitare grumi. Setacciamo il composto. Versiamo nel sifone, chiudiamo, carichiamo 2 cartucce e agitiamo. Distribuiamo il composto nei pirottini di carta bucati alla base e cuociamo in microonde per 1 minuto alla massima potenza. Lasciamo raffreddare le spugne capovolte. Gel di aceto di uva fragola. Versiamo l'aceto di uva fragola in un pentolino. Aggiungiamo zucchero e amido di tapioca. Mescoliamo. Portiamo a 85 gradi. Lasciamo raffreddare in frigorifero. Salsa salata agli agrumi. In un pentolino mettiamo la polpa d'arancia e la menta tritata per liberarne gli aromi. Quindi portiamo a bollore. Aggiungiamo destrosio, xantana e sale. Copriamo e lasciamo in infusione per 30 minuti. Infine filtriamo. Tuile. Facciamo sciogliere il burro. Poi aggiungiamo zucchero a velo, farina e infine l'albume. Mescoliamo fino a ottenere un impasto liscio e stendiamolo negli appositi stampi. Posizioniamo la pasta frolla sui tappetini microforati e cuociamo entrambe a 170 gradi, le tuile per 7 minuti e la frolla sabbiata per 14 minuti. Tagliamo i biscotti di frolla a metà e stacchiamo delicatamente le tuile dagli stampi.
Togliamo la namelaca dagli stampi. Spruzziamola con lo spray effetto velluto a base di burro di cacao. Aggiungiamo un tocco di glitter oro. Con il Pacojet realizziamo il sorbetto al rosmarino e formiamo una quenelle da adagiare sulla pasta frolla. Assembliamo il dessert. Stendiamo il gel di caffè con uno stencil. Disponiamo accanto la namelaca. Al centro versiamo un po' di salsa agli agrumi salata e sul lato dei dadini di zucca. Posizioniamo 2 pezzetti di spugna e le tuile. Decoriamo con piccoli punti di gel di aceto di uva fragola e completiamo con la frolla sormontata dalla quenelle di sorbetto al rosmarino. Buon appetito! E ora siamo giunti al vincitore della categoria pasticceria. Il primo posto è assegnato a The Assis Alcantara Paola Emanuele. Un onore essere appennata da Gabrini e da Gusti. Complimenti, ti auguriamo davvero un futuro radioso, bravissima, grazie.